Ha coinvolto 3 vetture uno scontro avvenuto poco dopo le 15 sulla strada regionale 53 Postumia nel territorio comunale di Bolzano Vicentino. Lo scontro si è verificato all'altezza di una pompa di benzina non lontano dallo svincolo per Gazzo e Lanzè e la provinciale 30. Per cause da accertare al vaglio degli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino che hanno effettuato i rilievi, il sinistro ha interessato 2 utilitarie, una Panda di colore bianco finita sulla sua sinistra a ridosso di un canale irriguo, una Mini Cooper rimasta sul lato destro e anche un piccolo SUV rimasto in mezzo alla carreggiata. Il bilancio è di 2 feriti lievi e uno più grave, un 56enne di Vicenza, dipendente di una ditta di Bolzano Vicentino che stava rientrando a casa dopo il lavoro. L'uomo è stato portato in codice rosso al San Bortolo. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM e agli agenti della locale, hanno operato i vigili del fuoco di Vicenza, intervenuti con un'autopompa e 5 operatori per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Lunghissime code si sono formate lungo la Postumia in entrambe le direzioni, con il traffico che si è riversato, ove possibile, sulla viabilità vicina tra Quinto, Torri e Vicenza. Solo dopo un'ora e mezza, verso le 16:30, una parziale rimozione dei mezzi ha consentito di riaprire parzialmente la strada al traffico, che è rimasto comunque a lungo congestionato, anche per rimettere l'intera sede stradale in condizioni di sicurezza.